Ciao ragazze e ragazzi, eccoci all'ultima puntata di Italian Got Talent. A vincere questa edizione è il ventriloquo Andrea Fratellini insieme al suo pupazzo Zio Tore. I telespettatori con il televoto hanno premiato il nostro Zio Tore che si aggiudica un premio di ben 100.000 euro. Al secondo posto è arrivato il cantante Francesco Carrer, tredicenne. Invece al terzo posto abbiamo Claudia Laurenz di ben 95 anni. Vittoria meritatissima quella di Andrea Fratellini. Oltre ad essere un bravo ventriloquo, è stato anche un bravissimo cantante. Durante la sua esibizione ci ha davvero meravigliato. Lo Zio Tore a sua volta fa il ventriloquo di un altro pupazzetto, Little John. Quindi, oltre a far parlare l'ormai famoso pupazzo Zio Tore, fa parlare anche il piccolo Little John. Vediamo le sue prime parole subito dopo la vittoria. Siamo davvero felicissimi, vero zio? Zio Tore questa volta però dice di non riuscire a parlare e ovviamente ringrazia tutti gli italiani. Davvero un vero talento, complimenti ancora. Contenti della vittoria? Chi era il vostro preferito? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!